50 anni credo che sia, la Pedemontana, quindi c'è tutto guadagnato. Va bene, va bene. È un'infrastruttura utile? Penso di sì. È da tanti anni che se ne parla? Mi sembra di sì. Ritenevo un po' più giusta la Valsugana, veramente. In ogni modo, se questo è l'unico risultato che sono riusciti a ottenere. Se ne parla da circa 30 anni. Finalmente domani si inaugura il cantiere della Pedemontana a Romano de Zelino, un'infrastruttura tanto attesa che avrà un'importante ricaduta su un'area che è fra le più industrializzate d'Italia. Finalmente è arrivato il momento in cui quest'opera parte in maniera reale. È un'opera che è importantissima per le nostre imprese, le imprese venete, ma di conseguenza poi per tutti i cittadini, perché è chiaro che se funziona l'impresa e funziona l'economia è un vantaggio che si ha tutti nel territorio. Nel cantiere è nato un vero e proprio villaggio dove vivranno per 6 anni oltre 200 persone fra tecnici e operai. C'è una sala mensa, c'è una sala di, diciamo così, di accoglimento per il momento libero, per cui con uno spaccio, eccetera. Quindi è anche un'opportunità, come più volte ho ricordato, per il nostro territorio, perché ha voglia di fare, darsi da fare, come già molte aziende hanno lavorato, aziende del territorio. La realizzazione della superstrada, conclude il sindaco, rappresenta insomma un'occasione anche per il tessuto economico locale.